rise from below. We will rise, we will rise. Rise, we will rise from below. We will rise, we will rise. Salt and indigo. Siamo qui nella nostra sede, questa è la sede della Venice 4C, che è una società che è nata qualche anno fa qui all'interno dell'isola della Certosa e come nostro business principale fa scuola nautica, rispettivamente di vela con Massimo, il mio socio, e Filippo che oggi qui non vedete, e io che sono più concentrato nel motore in quanto i miei passati motonautici mi permettono di fare questo. Come vedete questa è la nostra sede principale dove abbiamo tutte le nostre carte dove insegniamo ai ragazzi a navigare. Grazie a questa nostra esperienza di navigazione e di amore per il mare, ho saputo che tramite gli amici dei Murazzi andavano a fare questa sfida, perché era proprio una sfida, di attraversare l'Adriatico, il nord Adriatico a nuoto. Io e Massimo non abbiamo potuto assolutamente resistere. Cosa facciamo, Massimo? Mettiamo la nostra barca che è un 45 piedi a vela, e ho detto facciamo la barca apripista, non potevamo non farci coinvolgere, era un'idea troppo bella che avevano i ragazzi, e quindi noi ci siamo offerti con la nostra società, con le nostre forze, di poter aiutare questa bellissima manifestazione e cercare di renderci più utili possibili per far sì che arrivasse a buon fine. La nostra società, oltre che fare proprio la scuola di vela e di motonautica e di nautica, ha anche una serie di servizi per la nautica, e Massimo, grazie alla sua esperienza, perché ha diretto un cantiere a Genova, oltre che essere un velista di primo ordine perché ha fatto parecchie gare anche lui, allora è stato coinvolto in questa cosa e abbiamo aperto come dicevo prima, una serie di servizi per la nautica, tra cui anche l'officina che gestisce lui e con tutti quello che viene insieme. Sì, no, diciamo che la parte dell'officina è stata una cosa che si è correlata con le nostre attività, anche per offrire un servizio in più a quelli che sono gli armatori ospiti della Certosa, perciò abbiamo messo in campo un po' tutte le nostre esperienze, Maurizio per quanto riguarda la parte motoristica, io per quanto riguarda la vela insieme a Filippo, e cercando dei partner anche importanti come Yammar, Nanni, Mercury e Mercruise, abbiamo avuto l'appoggio di queste grosse società per poter impiantare un'officina e dare appunto tutti questi servizi. Essendo anche noi armatori siamo più vicini anche psicologicamente a quelli che sono i problemi dei clienti e degli armatori qui, tanto che appunto i clienti si trovano anche particolarmente a loro agio con noi perché capiscono che siamo già dentro nel settore, non solo come operatori del settore ma anche come appassionati di nautica, sia per la vela e sia per quanto riguarda i motori. Poi per quanto riguarda la scuola, la vela e l'impresa a cui abbiamo collaborato, diciamo, perché la parte più faticosa l'hanno fatto i ragazzi che erano in acqua e che hanno nuotato, noi abbiamo fatto più che altro la logistica e cercato di tenere il più dritto possibile la barca per fargli fare meno strada. È stata secondo me un'impresa più che una sfida, ed è stato bellissimo vedere la sinergia e come ha funzionato il lavoro della nostra organizzazione in barca insieme anche ai cronometristi e ai giudici di regata, dei ragazzi, i cambi che ci sono stati, e soprattutto la parte più difficile è stata quella della notte, che secondo me ha portato molto stress per una questione di sicurezza e di tranquillità dei ragazzi in acqua. Che dire, per me è stato un privilegio partecipare a questo evento così importante, e c'è solo da ringraziare i ragazzi dei Murazzi che hanno organizzato questa cosa.
Quando abbiamo saputo di questa idea un po' pazza dei nuotatori di Murazzi, ci è venuto in mente una sinergia con la nostra società. Perché? Perché come loro hanno fatto sicuramente questo per, tra virgolette, svegliare i ragazzi, perché noi ultimamente vediamo che tutti i ragazzi giovani, e giovanissimi soprattutto, sono oramai, come dire, inermi e inerti rispetto allo sport, fanno fatica, non lo fanno volentieri, non sono attirati. Cioè, quando tu vedi un ragazzo di 12-13 anni, gli chiedi che sport fai, cosa ti piace fare, 1 su 10 ti dice qualche cosa che a lui prende molto, che lo fa in maniera importante per lui e per anche il suo fisico, perché a questo punto è anche una questione psicofisica come un ragazzino cresce. Allora, vista questa cosa, mi ho detto, aspetta, loro sono concentrati così nel nuoto e nello sport acquatici, noi che facciamo vela per bambini, ho detto, probabilmente riusciamo a svegliare tutti quanti. Allora abbiamo percepito questa cosa, abbiamo visto che l'interesse che hanno mosso loro potrebbe essere interessante anche per noi, per il punto di vista velico che noi gestiamo, perché noi abbiamo una scuola, è un'associazione con cui lavoriamo che è senza fine di lucro come la vostra dei Murassi, dove facciamo scuola vela per i bambini. E noi facciamo scuola vela per bimbi da 8 a 13 anni, 14, insomma, con gli Optimist e con i Big, che sono delle piccole barchette molto veloci. E allora abbiamo visto questa sinergia per cercare di far capire ai ragazzi, come fate voi, la stessa cosa facciamo anche noi, che lo sport è bello, che stare insieme un gruppo di ragazzi, un gruppo di nuotatori, un gruppo di velisti fa bene, fa gruppo, fa sport, e chissà che queste manifestazioni come la vostra risveglino questo spirito dormiente dei ragazzi e che ci sia più interesse, perché se guardiamo bene a Venezia, che siamo nell'acqua, non abbiamo avuto dei velisti di punta, ma in questo momento non abbiamo nessun velista importante, sia giovane che anche datato, tra virgolette. Come nel nuoto, se togliamo, tra virgolette, i terrafermicoli, non abbiamo nessuno qui a Venezia che nuota veramente forte di ragazzi, e quindi per noi abbiamo visto questa sinergia con voi e speriamo che nasca qualcosa di un pochettino più importante per gli sport acquatici. Maurizio Darai, sei stato anche un grandissimo campione della motonautica e sei membro anche presidente della ANA-OAI. Vuoi parlarci un po' delle tue esperienze passate? Volentieri. Io sono sempre stato un appassionato di sport acquatici a 360 gradi. Da ragazzino avevo cominciato a nuotare, ho nuotato fino a 16-17 anni, anche avendo dei risultati decenti, perché sono arrivato a fare anche le finali di campionato italiano, quindi insomma qualcosa viaggiavo. Dopodiché questa mia mania dell'acqua si è transitata nelle barche come tutti i bambini, i ragazzini qui, e ho avuto la fortuna che in quel periodo la Federazione Italiana Motonautica faceva un gran battage pubblicitario e dava delle barche in uso ai ragazzini, e lì è cominciata la mia vita di motonauta da competizione. Ho corso per 30 anni, quasi 28 esattamente, ho vinto 4 campionati mondiali, 10 campionati europei, cioè ho sfruttato appieno sia la mia passione che anche probabilmente delle doti innate che uno ha, che matura durante la crescita e le metabolizzi, dopo non sai perché le hai, ma hai quella marcia in più degli altri che ti permette di andare. Avendo fatto gare internazionali, avendo anche vinto gare internazionali, ho potuto far parte, sono stato più che altro chiamato dal vecchio presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Azzurri Olimpici d'Italia, come dicevamo prima, a far parte di questa associazione dove, avendo visto e avendo conosciuto un gruppo di vecchi, tra virgolette, nell'età, atleti nazionali, avendo conosciuto più da vicino questo mondo di questi ex atleti, ho pensato bene di far parte un po' meglio di questa associazione. Adesso ne sono il presidente. La nostra associazione ha sede presso Sant'Alvise, presso il centro Costantino Reis, dove abbiamo messo in piedi noi lo chiamiamo il museo dello sport, cioè tutti quelli che hanno fatto parte di una nazionale, ma anche chi è veramente importante per lo sport di Venezia può partecipare. Abbiamo messo nell'androne, se qualcuno ha piacere andare a vedere, di chi mi ha portato il materiale, perché noi vorremmo ampliarla, il posto ci sarebbe, abbiamo messo delle cornici con un po' della storia degli sportivi nati a Venezia che hanno partecipato a
livello nazionale a gare importanti. Se andate a vedere ci sono persone che oramai purtroppo non ci sono più, ma vedrete ci sono cose che parlano della Reyer, del basket, della vecchia Reyer quando eravamo ancora alla Misericordia, vedete il pugilato che praticamente non esiste più, cioè ci sono tante cose che uno va a vedere e dice però anche a Venezia abbiamo avuto degli atleti veri, cioè, per dire, insomma, perché adesso come avevo detto prima c'è poco. Una volta lo sport era vivo, molto più vivo a Venezia, e noi avendo fatto questa specie di museo speriamo appunto, come si diceva prima, che i ragazzi che vanno lì, perché lì al centro Costantino Ler c'è la piscina, la palestra, la scherma, l'arrampicata libera, ci sono un sacco di sport, è sempre pieno di ragazzini e speriamo che sia un monito, un pungolo per tirare avanti e non mollare quando hanno 12-13 anni che cominciano delle prime morosette, mollare tutto e lasciare là, tirare avanti, perché lo sport è uno stile di vita, è una cosa che ti riempie la vita e quando vai avanti con gli anni ti fa bene sia fisicamente che psicologicamente. Massimo, tu invece sei un gran velista d'eccezione, hai fatto grandi regate d'altura, ci racconti qualcosa? Qual è stata l'esperienza più bella del tuo passato da velista? Diciamo che io non ho un grandissimo trascorso perché ho cominciato un po' tardi, perché mi sono avvicinato alla vela che avevo già una certa età, cioè, diciamo in maniera importante quando ho portato mia figlia a fare i corsi sugli Optimist, è stato il momento poi dell'incontro con Filippo Barusco, perciò ormai sono tanti anni, sono 15 o 16 anni che ci conosciamo, e da là io la passione per la vela ce l'avevo, però la seguivo più a livello televisivo che praticarla. Invece con mia figlia ho cominciato a fare l'assistenza con l'uomo, sono stato dietro a loro, mi sono un po' appassionato, ho cominciato, come aveva cominciato tanti altri, con la Lega Navale a Padova, e poi ho avuto la fortuna di entrare dentro e di conoscere Cino Ricci e suo figlio Franco Ricci, perciò ho seguito molto quelle che sono state la scuola SIV, quella proprio la scuola Italia in Vela, e da là ho cominciato a fare alcune regate con loro, ho fatto alcuni giri d'Italia con i mitici Giro 34, appunto sempre organizzati da Cino Ricci, e per poi passare alle regate d'altura che a me sono piaciute di più. Ho fatto anche tramite la WISP il corso per diventare istruttore d'altura, ho fatto molte regate a livello anche di partecipare su altre barche, non con le barche mie. Quelle più importanti che ho fatto sono state la Middle Sea Race su Spirigo, che era un maxi 80, perciò un impegno abbastanza grosso perché erano 8 giorni, il periplo partendo da Malta, il periplo di tutta la Sicilia e ritorno a Malta. Ho fatto per 6-7 volte il Giro d'Italia, almeno non me lo ricordo più quante volte l'ho fatto, e poi l'esperienza diciamo più importante, che è quella che mi ha formato di più, è stata quella che ho fatto con Paul Caillard e Paolo Corini, e ho fatto 3 anni sui TP52, su Desafio 2, che era la barca diciamo appoggio che serviva per allenare la barca numero 1 per il primo anno. Poi gli ultimi 2 anni invece ho fatto proprio regate a livello professionista sulla barca insieme a Caillard. Ecco, diciamo, questa è stata l'esperienza che mi ha formato di più dal punto di vista anche didattico, perché credo che, come per quanto riguarda la motonautica per Maurizio, anche per me come velista, tutti i giorni e da qualsiasi persona hai da imparare, perché in barca non è mai finito, non potrai mai dire sono arrivato. Nemmeno i grandi campioni, quando decidono che smettono, come fanno, come io amichevolmente chiamo Cino Ricci, chiamo Papacino, lui mi ha detto che adesso è felice anche quando va a coltivare le patate nell'orto, però quando sente parlare di vela o sente il vento nelle orecchie gli ritornano in mente alcune cose ed è ancora convinto di non aver imparato tutto. Perciò se lo dice lui, credo che ci si possa credere. Maurizio e Massimo, quali sono state le difficoltà maggiori nella Pirano Venezia dal vostro punto di vista? La rotta, la velocità delle barche? Secondo me l'impegno più grosso è stato mantenere la rotta. Adesso c'è l'elettronica che ti aiuta molto, quindi basta sorvegliare,
ogni tanto controllare esattamente sui plotter che ci sarebbero quegli schermi tipo televisione dove ci sei tu, c'è tutta la costa, tutto controllare di essere sempre sopra la rotta più dritta che avevamo disegnato, perché più dritti andavamo meno strada facevate voi chiaramente, quindi per noi era importante, però l'elettronica rispetto a una volta diventa tantissimo. L'unica chiamiamola difficoltà o diciamo attenzione era quella di controllare sempre la velocità vostra e cercare di essere sempre in sintonia con voi, perché c'era chi andava di più, chi andava di meno, chi vedevi che aveva la possibilità di andare più forte e chi lo vedevi che invece era più affaticato, quindi cercare sempre di mantenere il vostro di ritmo ma di farvi andare il più forte possibile, perché la sfida era quella di arrivare entro le 28 ore, dopo ce ne abbiamo piegate 25 perché siamo stati relativamente fortunati, però noi volevamo che voi faceste il vostro ritmo senza sentirvi obbligati da noi, però volevamo trainarvi un pochino, quindi diciamo che eravamo sempre, se avete fatto caso, guardavamo sempre di dietro, eravamo sempre molto presenti con voi, quindi diciamo che quello è stato la fatica più grossa, cercare di trascinarvi senza farvelo notare, cioè volevamo che voi vi sentiste a vostro agio in acqua, però volevamo farvi andare forte. Questo è stato, infatti con Massimo dicevamo sempre, lui diceva accelera un po', no aspetta perché vedo che no, aspetta c'è l'onda, soprattutto ti ricordi c'è stato un momento di sera, di notte che è venuto su vento, c'era onda, quando è partito quel giro con Ciccio, che Fabrizio Pescatori, noi lo chiamiamo Ciccio, quando è partito il Ciccio cos'è la terza serie, no? Che aveva venuto su quel vento, c'erano le onde con le occhette, anche lì è stato tutto un po', poi era notte, si vedeva poco, quindi è stato tutto più complicato, c'eri tu a quello del canotto che cercavi di dare, c'è stato veramente impegnativo ma bello, diciamo. Mi ricordo un'ora a mollo nel canotto col vento, me lo ricordo. Sì, perché le onde ti riempivano il canotto, eri sempre pieno d'acqua. C'è stato un momento appunto verso mezzanotte e mezzo, l'una, che sono venuti su 13-14 nodi e avevamo tra le altre cose il vento al traverso, perché l'avessimo avuto in poppa sarebbe stato un aiuto per voi che vi avrebbe spinto un pochettino e anche per tenere costante la barca. Invece avendolo al traverso avevamo anche il problema in quel momento lì del vento e delle onde di controllare anche lo scarroccio della barca, perché chiaramente la barca soggetta al vento, anche pur essendo senza vele, tendeva a spostarsi lateralmente, perciò anche la riga che avevate voi disegnata dal gommone, dal canotto che c'era dietro che vi faceva la scia, poteva cominciare a farvi nuotare a zig-zag. A quel punto lì nuotare a zig-zag significa perdere il ritmo. Ecco, diciamo che quelle 2 o 3 orette dove c'è stato il vento, c'è stata l'onda e c'era un filino di corrente contraria, perché bisogna metterle, si sono sommate tutte e 3 insieme, è stata la parte più impegnativa, contando che poi era di notte. Perciò sempre l'occhio alle luci del nuotatore in acqua, sempre controllare che la seconda barca appoggio fosse dietro in linea con noi per qualsiasi cosa e appunto la cosa più difficile da fare è stata quella di regolare costantemente la velocità, perché era un lavoro che si lavorava su 0,1, 0,2 nodi a seconda se voi aumentavate la bracciata o diminuivate, per tenere proprio il riferimento del gommone che era la vostra scia costante lì, per non spaccare anche a voi il ritmo, perché se noi rallentavamo troppo eravate costretti a rallentare anche voi. Ogni tanto, bisogna dire la verità, vi abbiamo tirato, perché anche lui infatti mi diceva ma no, non dagli, aspetta che, e gli dicevo no, tocca il gommone, gli do un po' di più perché c'è, e un pochino vi abbiamo tirato effettivamente, ci abbiamo provato. Infatti 25 ore sono un po' poche, sono state, se non sbaglio, 26, 43 minuti e 07 secondi. 26, 47, 03 e 4 decimi. Ecco, infatti, perciò comunque essere arrivati sotto le 28 ore è stata un'impresa epica. Che abbiamo avuto Scaronia, perché quando siamo arrivati, se vi ricordate, zona Cavallino, che c'era quel vento e c'era anche la corrente contraria. C'erano 2 nodi e mezzo di corrente. Si sono state praticamente un'ora e mezza che saremo quasi fermi, non andavamo neanche avanti. Dopo finalmente la corrente ha perso vigore, perché se vi ricordate eravamo in completamente scuro di luglio, no? Quindi 9 luglio.
Con novilunio la corrente cammina. Ce la siamo trovati giusta contro in quel momento lì, è stato... Il pilone rosso del Cavallino ce lo siamo tenuti là credo per un'oretta. Avremmo potuto impiegarci probabilmente in condizioni di luna più propizia, forse avremmo potuto impiegarci anche un'ora e mezza di meno. Vedremo la prossima volta, studieremo le lune. Il prossimo anno sicuramente dovremo battere il nostro record, anche se non sarà facile. Non sarà facile, no. Ah sì, è una corsa contro il tempo. Quante ore avete dormito, Massimo e Maurizio? Ore magari. Io dico la verità, 45 minuti verso le 4 di mattina, una roba del genere, dopo per resto. Poi se vi ricordate, voi magari nuotavate, quindi venivate, insomma c'era un caldo devastante. C'era, non mi ricordo come se fosse adesso, alle 3 di notte che non mi ricordo se era con Fabrizio, era dall'altra parte, con degli guanti, siamo andati giù a vedere, c'erano 33 gradi e l'80% di umidità, quindi era, difatti voi dormivate sopra in alto, dentro non ci ha dormito nessuno perché era impossibile, non si poteva, quindi era anche il caldo che ci manteneva sveglio. No, io ho dormito due blocchi da 30 minuti. È stato fortunato a aver dormito di più. Tu hai fatto 45 filati però. Una cosa che devo dire mi ha fatto molto piacere, non avrei mai pensato, perché voi avete scritto delle lettere giustamente per avvertire, per chiedere un permesso alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, e difatti se vi ricordate c'è stato un avviso ai naviganti che avvertiva tutti i nostri orari, tutto quanto. Però trovarsi per esempio quando eravamo più o meno all'altezza di Lignano, che è arrivata fuori un gommone della Guardia di Finanza, quello con 2 motori, che ci ha scortato per un bel pezzo fino al tramonto, e dopo arrivando qui a Venezia ho sentito per radio, perché tenevamo sempre la radio accesa, la Guardia Costiera che ci chiedeva dove eravamo, se avevamo bisogno di aiuto. Noi andava tutto benissimo, quindi gli dicevano no, non preoccupatevi, tutto bene, però hanno mandato, se vi ricordate, quando siamo arrivati attraverso del porto del Lido, è arrivata una pilotina quella grossa della Guardia Costiera che è venuta sotto, cioè c'è stato veramente da parte delle forze dell'ordine dedicate al soccorso in mare un buon interesse, quindi veramente devo dire insperato, perché ho detto una cosa così vedrai che non ci vada nessuno, cioè ti dicono sì, va bene, abbiamo dato l'avviso ai naviganti, così ci siamo messi fuori in pace, quindi se succede qualcosa noi l'avevamo detto, invece sono arrivati, ci hanno scortato, sono stati diciamo molto presenti. Abbiamo avuto l'onore di essere imbarcati su una bellissima barca, la Strega. Ci racconti un po' la tua barca, Massimo? La mia barca poi ha una storia un po' particolare, perché io quella l'ho acquisita a Genova quando ero direttore del cantiere Mostres. Quella barca là era stata, durante il Fortunale del 2008, aveva avuto un incidente abbastanza importante ed era praticamente affondata. Aveva 1,5 metri di acqua dentro. Noi come cantiere l'abbiamo recuperata insieme ai vigili del fuoco, e quando io l'ho vista sul pontile, che eravamo lì con la gru per tirarla su, io ho detto questa è la mia prossima barca. Ma io l'ho detto così scherzando, e invece dopo è successo che è diventata mia, perché l'armatore, dopo questo tipo di incidente, visti i danni che aveva avuto e l'impegno economico che ci voleva per metterla a posto, non l'ha più voluta e l'ha lasciata là in cantiere da noi. La barca è stata ferma là per 6 mesi, e dopo io ho preso il coraggio a 4 mani, e lì, chiaramente avendo anche l'appoggio del cantiere dove ero direttore, l'ho smontata completamente, l'ho rifatta, l'ho fatta sistemare, mettere a posto, sono stati rifatti tutti gli impianti, e ho deciso di tenermela, di acquisirmela io e di tenermela io. Perciò insomma c'è anche un legame un po' affettivo. È una barca un po' particolare perché è un X452, una barca da regata d'altura, ovviamente, perché è quella che a me piace. È una barca molto sicura, può affrontare qualsiasi tipo, può affrontare il giro del mondo tranquillamente, chiaramente sempre con il rispetto che si deve al mare. Ne hanno fatti solo 20 esemplari di questa barca, e ce ne sono solo 2 in Italia.
ce n'è una qui, che appunto adesso è Venezia in Certosa, e una a Roma. È una barca un po' particolare perché nasceva con delle peculiarità che poche barche hanno adesso, cioè il rapporto del peso della barca e del peso della deriva è lo stesso, cioè la barca pesa 9.800 kg e ha 4.800 kg in deriva, vuol dire una stabilità incredibile. Poi voi avete visto che ha un pancione, cioè è molto larga perché è larga 4,30 m ed è fatta proprio per navigare in sicurezza con un mare anche formato e con venti formati. È una barca con cui ho fatto anche abbastanza regate lì in Liguria, abbiamo vinto anche qualche regattina, qualche campionato lì su nel ponente Ligure. È una barca sicura e comoda, come avrete visto, perché ha spazi ampi un po' dappertutto. Salt and indigo all around. Mirrors in the sun. Slaves go blind for the sake of gold, and titles they died. So the price was finally paid. The head was never. Montatori dei Murassi, Andrea Bullo e Sebastiano Cibien, con Maurizio Darai e Massimo Pagliarini. Quando ci vediamo? L'anno prossimo L'anno prossimo. si rifà, anzi la dovrete rifare. Sì, noi faremo solo quelli che vi fanno la guardia, però la fatica la fate voi. quindi- L'anno prossimo vogliamo in acqua anche voi. Va bene, vedrò di allenarmi. Sarà bene allenarsi tanto anche. Grazie. Grazie, al prossimo Alla anno. prossima. Grazie. Cominciamo.